La Spagna rimane il paese europeo più colpito dal virus, prolungate le misure di sicurezza. Sentiamo il nostro inviato Gianmarco Sicuro. È un minuto di silenzio ad aprire il dibattito al Congresso dei Deputati spagnolo. Più di 15.000 morti, 683 nelle ultime 24 ore, ricordati in un'aula praticamente deserta. Sono qui per chiedere che tutte le forze politiche appoggino il prolungamento dello stato di allarme fino al 25 aprile, comunica il premier e il leader politico del PSOE, Pedro Sánchez. Una misura essenziale, prosegue, per garantire la salute dei nostri concittadini. Gli spagnoli meritano un governo che non menta, gli risponde Pablo Casado del Partito Popolare. Alla fine il prolungamento delle misure restrittive passa anche grazie all'astensione delle opposizioni, compresa quella di Vox, la più critica con l'esecutivo. Abbiamo raggiunto il picco dei contagi, conclude Sánchez, che già pensa ad un'ulteriore proroga fino al 9 di maggio. In realtà in Spagna i contagi crescono del 4% e sono più di 150.000, tra loro anche Fidel e sua moglie Antonia. I due anziani sono ricoverati in stanze diverse e Fidel si commuove parlando a distanza con lei. Ti amo Antonia, dice, mentre le infermiere si commuovono. E la mia vita senza di te non avrebbe più nessuna importanza. Ora andiamo in Gran Bretagna.